Adesso andiamo a Dolianova, che scommette su un marchio per l'olio artigianale. C'è Sibilla Loi. Chiunque riconosce un vino, anche se appena spunto, mentre sull'olio siamo ancora abituati a quello che ci hanno messo in testa le grandi industrie olearie, con oli che non sanno di niente, quindi c'è la differenza di un buon olio che condisce il prodotto aggiungendogli dei sapori, dei profumi che esaltano l'alimento stesso. Ed è per avvicinare i consumatori all'olio che ha preso il via da Dolianova una serie di 7 corsi base che toccheranno tutta l'isola, organizzati dall'Associazione Frantoiani della Sardegna in collaborazione con l'AIFO, Associazione Italiana Frantoiani Oleari. Nell'azienda Locci, Samola de Sunotario, si è tenuto il primo incontro tra gli addetti ai lavori e i consumatori per far conoscere le diverse qualità organolettiche dell'olio e in particolare le differenze fra l'olio artigianale e quello industriale. Stiamo lavorando per appunto il frantoio torni al centro della filiera, col marchio olio artigianale, l'olio che è fatto davvero chi lavora le olive, chi lo produce, e quindi con questi appuntamenti fatti apposta nei frantoi vogliamo far conoscere come si fa l'olio. L'iniziativa, nata nell'ambito dei progetti per il miglioramento della qualità dell'olio e la divulgazione, è già cominciata a livello nazionale con i corsi in Lazio, Marche ed Umbria. Penso che nella ristorazione sia importantissimo utilizzare prodotti nostrani di qualità che sono la partenza di un punto ristorativo. Oggi purtroppo questo modo di lavorare sta andando in decadenza per via della crisi, però l'olio può esaltare un prodotto che già è di qualità oppure distruggerlo. Nell'isola le prossime tappe dopo Dolianova saranno Riola, Sardo ed Ussaramanna.